Signor Malevich, mi chiami pure Casimir, mi interrompe, guardandomi con occhi indagatori, la camicia con i simboli di falce e martello. Cos'è per lei il suprematismo? Mi vede, c'est moi? Un autoritratto? Uno dei tanti, una immagine sullo specchio. E se questo fosse nero, sarebbe l'opposto del bianco. Se rosso, purché sia quadrato. Lei cosa ci vede? Il creatore non vede, agisce. Lei piuttosto cosa nota nel bianco su bianco? Qualche increspatura, tratti di linee, una asimmetria. E cosa aggiungerebbe? Non saprei. Ecco, la differenza tra chi crea e chi guarda. Lei potrebbe vederci una sagoma in movimento, in effetti quasi un'icona. Giudizio supremo. E su questo un animale in ragnatela? Già. Ha la rete di cattura, per cui è lei, non io, il giudice supremo. Intende asserire che lei dipinge per me? In questo che c'è? Una finestra aperta su un muro nero? Perché me lo chiede? Lo sa? Ed oltre la finestra la luce bianca. Superbo. La luce, bianco, nero, rosso, sono riflessi su una superficie coperta da pigmenti che riflettono diversamente. Rifletta. Cos'è questa? Intersezioni geometriche. Bravo. Troppa geometria. Infatti non è mio. È di Lissizzi. Un tempo un allievo. E che dice di quest'altro? Un Polifemo sorpreso? Troppo naturalismo. Lo dicevo a Svetin. Si avvicini alla tela, la guardi da vicino. Sarebbe stato preferibile lasciar crepare la tela. Il resto è distrazione. Vuoi un occhio? Eccoti servito, con lacrima di commozione. Ma che ho da comunicare? Sono una lavagna, ognuno disegni quel che gli pare. Natura, bellezza, mi sono estranei. Son copiature di un reale da altrui creato. Ma questa baglia con carrozzina è sua. Mi fa impressione ricordarlo. È del periodo cubista? Un esperimento per dimostrare che anche Picasso ha cercato di fermare il progresso sviando l'attenzione. Da cosa? Dalla creazione. Il pittore è votato ad essere un libero creatore, non un libero predatore. Disdegna anche il futurismo? No, se meccanico. Però nella sua mucca con violino lotto contro la logica, il naturale, il senso comune del piccolo borghese. Nelle teste del contadino, già, vivono le icone delle nostre origini. E nelle icone il mio autoritratto o quello di mia moglie? Natalia. Ci sposammo nel 27. Nel 30 fui arrestato per 2 mesi per aver io realizzato opere piccolo borghese. Lo è, secondo lei, il falciatore? Ho i miei bozzetti per la vittoria del sole? Follie che mi fecero sfiorire e morire di cancro nel 33 a 55 anni. Beh, mettiamoci
una croce sopra.